Che volete da me? Dove sono? Dove mi avete sbattuto? Sentite, io non so niente, ve l'ho detto! Siete lì? Ve ne siete andati? C'è qualcuno? Rispondete! Sprecate tempo a tenermi qui! Lasciatemi andare! Siamo qui nel teatrino di Palazzo d'Arco, stiamo ultimando le prove del dramma di Stefano Massini, Processo a Dio, che sarà programmato dall'11 gennaio fino al 27 gennaio più o meno. Il dramma mi ha colpito particolarmente perché si può dire che può essere una rievocazione, ma per me purtroppo non lo è più, anche perché di campi di concentramento in questo momento ne troviamo e ne vediamo tantissimi. Gli ostacoli, i fili di ferro, ci sono un po' dappertutto. È la mia divisa. Come dice? Ade, ti ho fatto una domanda. Hai preso l'uniforme del capitano Reinhardt? Hai voluto cosa? Mettermela addosso. È il mio modo di scordarsi. Scordarti? Ma ora so che è solo stoffa, Edgar. Solo stoffa. Un vestito si strappa, come tutti. Come i costumi che mettevi in scena a teatro. E poi, che altro vuoi fare per scordare il campo? La bellezza di questo testo è data anche dal fatto di una scrittura meravigliosa che con termini semplici ma non semplicistici, con un scorrere veloce della scrittura porta lo spettatore a capire immediatamente qual è l'atmosfera, quali sono le tematiche, quali sono i punti salienti di quest'opera. Ed è stata la grande maestria dell'autore, metterci davanti a un fatto reale, a un fatto compiuto. In Processo a Dio Massini fa sì un processo a un Dio, a un uomo che si vuole fare Dio, più che non al Dio vero, però si chiede dove era questo Dio nei momenti più oscuri dell'umanità, per cui Dio sì, è il Dio di chi ci crede, è il Dio che sta da altra parte, ma soprattutto è l'uomo che vuole farsi Dio, che vuole sfidare Dio, andare contro le regole di Dio. Avrai carta e inchiostro, li avete portati? Ci ho pensato io. Sì. Ecco, su ogni pagina in alto dovrai scrivere Maidano 1944, processo a Dio, è chiaro? Processo a Dio? Sì, io voglio che il mio processo resti scritto, hai capito? Sulla carta. Il tuo processo? Ma mi prendi in giro? Spero che possiate venire numerosi a vedere quest'opera, perché è un'opera veramente importante, considerando che Massini è uno dei massimi drammaturghi italiani che adesso sta lavorando in America, in Germania. Le sue opere sono state tradotte in moltissime lingue e i suoi spettacoli sono stati visti un po' in tutto il mondo. Ora si può cominciare. Sì, è tutto pronto. Cominciamo.